Culturale Santalulla per il 40° in ospitalità. No, siamo nel paese del canto a tenore, così come abbiamo presentato i giovanissimi del tenore Santalulla. Vorremmo lasciare una bella impronta identitaria di Urula e tanti amici che sono arrivati da fuori con una bella formazione, una formazione che porta nelle piazze di Sardegna questa variante così chiamata assolunesa e che molti cercano di imitare, e questo evidentemente è un segnale positivo, un segnale di vitalità per il tenore orunese. Mi fate un applauso al tenore Sarborinu. Buonasera, eravamo un bel po' di tempo senza vederci. Ciao Peppino, ciao carissimi, come state? No, perché andare via da Urune senza la classica ciliegina non rende il tutto, no? E invece siamo veramente all'interno della vostra comunità che continua a regalarci queste belle suggestioni, queste belle immagini, soprattutto derivate e arrivate dal canto a tenore. Angelino, uso microfoni su do, lascio questa a Peppino. Non potevamo mancare stasera, dobbiamo essere a fare questi auguri a su gruppo, associazione Santalulla, che da 40 anni è mandata innanzi questa tradizione nostra, con enne che me sono mezzo gioventù delle Urune, dai no che vanno schiedo generazione del balladore, generazione delle persone che hanno manteso su ballo nostro, che hanno manteso su canto nostro, e Gallo si chi lo mantenne in onore e che in passione, a che anno sa tutto. E a che anno dureda voi scuro, Angelo. Quello è il tuo microfono, tenore là, Sarborino, per noi, per tutti. Preciso, che non esiste sa perfezione, ma ne sia sinizzare, sia su viso.
Solo